Ho avuto ieri un incontro con l'Ater per quanto riguarda la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione più che ristrutturazione del vecchio plesso della Fantuzzi, che continua a essere il nostro obiettivo principale per riunire tutte le componenti della questura presso un'unica struttura. Questo è il mio obiettivo principale. Inizia sotto i migliori auspici il 2012 per la Polizia di Stato che, dopo decenni di attesa, a Belluno vede concretizzarsi il progetto di una nuova sede nello stabile già caserma Fantuzzi, sede della gloriosa Brigata Alpina Cadore, e non è l'unica buona notizia della giornata. L'assegnazione di un funzionario in più rispetto al numero precedente è un buon segnale per il 2012. Speriamo ovviamente di avere a fine marzo, che uscirà un corso di agenti, anche lì un potenziamento numerico del ruolo degli agenti. Rinnovati i vertici della questura con l'arrivo di 2 giovani funzionari e l'incarico di dirigente della Polstrada al già responsabile delle volanti, nemmeno 90 anni in 3. Forze nuove e giovani, perché l'impegno della Polizia di Stato, ha assicurato il questore, sarà sempre più all'aperto. Non siamo barricati in ufficio, vogliamo essere fuori e per questo cercheremo di potenziare proprio tutti questi servizi esterni, questi contatti con il cittadino, che sicuramente può darci un ritorno positivo per la nostra attività. Cercheremo di portare avanti dei progetti rivolti alla sicurezza, progetti di attenzione alla cultura della sicurezza, cioè nel senso ciascuno di noi deve cercare di attuare quel minimo di sicurezza attorno a sé che lo garantisca nei limiti del possibile da intrusioni esterne.